essere brevi, adesso viene il bello. Domani abbiamo una gara importante, una gara complicata come saranno tutte da qua alla fine, quindi dobbiamo concentrarci al massimo per la gara che faremo domani pomeriggio, e poi può diventare comunque determinante per le gare poi successive. Ecco, finalmente questa settimana non sono fatte tabelle, solitamente si pensa dopo arriva il Parma, il Venezia, invece vi state concentrando una gara alla volta. No, io fino adesso tabelle sinceramente ne ho fatte poche, ho sempre cercato di guardare la gara che dobbiamo affrontare la domenica, quindi anche questa volta dobbiamo mettere in campo comunque i giocatori che possono darci maggiori garanzie per poter creare più difficoltà all'avversario. Dopo 3 giorni dopo, insomma, faremo le valutazioni del caso. È chiaro che questo è un percorso che viene fatto con i giocatori tutta la settimana, valutando le loro condizioni fisiche e psichiche, ed è normale che cercheremo di sfruttare al massimo tutta la rosa, come è giusto che sia. La situazione recuperati, infortunati, ad oggi qual è? Oggi, prima dell'allenamento di rifinitura, è solo Neto che sta facendo questo lavoro differenziato. Ieri si sono aggregati Alfa e Altinier. Favalli ci contavamo, nel senso che aveva avuto una piccola influenza, quindi pensavamo non avesse problemi, così è stato, e inoltre abbiamo recuperato Emerson dalla squalifica e soprattutto quindi tranne Neto tutti gli altri sono a disposizione. Complimenti a Michele Serena, le hanno fatto piacere. Sì, Michele comunque lo stimo come uomo e anche come allenatore, quindi sono sicuramente contento quando un collega apprezza non solo l'allenatore ma anche l'uomo, e anche per me è così. Che Feralpi si aspetta? Feralpi viene da queste due sconfitte, secondo me, dal pareggio con la San Benedettese, dalla sconfitta di Macerata, 2 gare un po' diverse, nel senso che in casa con la San Benedettese sicuramente meritava forse di vincere la gara, a Macerata ha fatto una gara un po' diversa, quindi mi aspetto una squadra complicata, difficile, con qualità, organizzata, e quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutare l'avversario, anche se ha tanti punti meno di noi, perché ha tutte le armi e le potenzialità per crearci problemi. Anche perché sei un po' il giudice del campionato, prima il Padova poi il Venezia, quindi ha da divertirsi anche Serena. Sì, anche perché anche loro hanno un obiettivo da raggiungere, e il campionato quest'anno, è inutile ripeterlo, è molto complicato, proprio perché lascia aperto a tutti l'opportunità di centrare l'obiettivo anche all'ultima giornata, e quindi fino alla fine credo che troveremo sempre squadre che hanno qualcosa da dire per tutte le posizioni di classifica. Ecco, peccato che forse la fase decisiva della stagione arrivi a cavallo del turno infrasettimanale. Magari in un'altra situazione avresti anche potuto pensare di gestire la rosa. Non so se lo farai a questo punto, perché comunque è vero che mercoledì c'è il Parma, però la partita di domani è ugualmente importante, perché bisogna arrivarci davanti al Parma. Sì, effettivamente il discorso del turno infrasettimanale ad aprile è complicato, però se noi recuperiamo anche Neto in questi giorni siamo al completo, quindi ho fiducia in tutti gli effettivi che fino adesso ci hanno portato in questo tipo di situazione. È normale che, credo, soprattutto la gara di domenica e di mercoledì sono molto ravvicinate, quella successiva hai più tempo per recuperare energie mentali e fisiche, e valuteremo fino all'ultimo, quindi fino a domani, di cercare di mettere in campo la formazione migliore, sapendo che probabilmente comunque 3 giorni dopo qualche cosa devi cambiare sugli 11 effettivi che partono, per le situazioni tattiche, per situazioni fisiche, per giocatori che magari hanno molti più minutaggi rispetto ad altri, e in questo momento diventa un po' complicato magari essere brillantissimi in tutte e 2 le gare, però dobbiamo fare, sono contento perché li abbiamo tutti, e quindi avendo fiducia nel gruppo
qualche variazione possiamo farla o oggi, cioè, scusate, o domani o mercoledì, perché ho veramente fiducia in tutti gli effettivi che abbiamo. Neto, conti comunque di portarlo via domani oppure rimane a lavorare per essere al top per mercoledì? Ma credo proprio di no, anzi no, domani non può venire via perché non ha ancora fatto un allenamento con la squadra, non ha avuto un problema muscolare, quindi sarebbe da pazzi cercare di recuperarlo per domani mettendolo a rischio poi per il resto del campionato. Fosse un problema diverso rispetto a qualcosa di muscolare, ma è impossibile, insomma, non si può chiedere i miracoli. Senti, a proposito invece della partita di domani, ricordavi che con la San Benedettese meritava forse qualcosa di più la Feralpi e poi invece la partita dopo fuori casa, insomma, ha fatto una partita diversa. Che avversario c'è da aspettarsi? C'è un avversario che aggredisce giocando in casa? C'è tipo... Ma è una squadra che comunque nelle ultime gare ha adottato un sistema di gioco mandando i due attaccanti un po' più larghi tra i due centrali, perché ha affrontato tutte e due squadre che giocavano 4-3 e metteva un giocatore offensivo sul palleggiatore della squadra avversaria. Io non so che idea o come vogliano venire ad attaccarci, e noi chiaramente abbiamo lavorato per avere 2 o 3 soluzioni a secondo dell'atteggiamento che può avere l'avversario. Insomma, questo lo facciamo non solo col Feralpi ma un po' con tutte le squadre che andiamo ad affrontare, cerchiamo di immaginarci tra virgolette dove possano crearci e dove possono avere più difficoltà. Quindi. Possiamo dire prossime 2 partite per, tra virgolette, blindare il secondo posto, per provare a mettere una piccola ipoteca avendo lo scontro diretto col Parma e poi dopo chissà magari concentrarsi sul primo, considerando che dopo il Venezia c'è anche il Pordenone, non è che è finita lì a Venezia. Ma in questo momento insomma abbiamo un margine di vantaggio ridotto, nel senso che 2 punti non sono neanche una partita, ne mancano 7, sono 21 punti, quindi sicuramente non è ancora non sono ancora punti decisivi per quell'aspetto, nel senso che può ancora recuperare il Parma, può ancora recuperare il Pordenone, le altre credo che abbiano un po' più di difficoltà, quindi non abbiamo ancora la certezza di aver ottenuto almeno quel tipo di risultato, al di là delle 2 gare che andremo ad affrontare. Sono tante, 7 partite sono tante, quindi dobbiamo per forza di cose, ripeto, ragionare a domani sera e poi affrontare la gara successiva. Speri?